Allora, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Dunque, siamo in diretta con la nostra stramba rassegna stampa come ogni mattina alle 11. Mi raccomando, condividete. Ciao a tutti, salutiamo un po' di amici che già ci hanno raggiunto. Antonella, ciao, buongiorno, ben trovata. Oggi è una giornata pazzesca, poche notizie sui giornali, secondo me. Molta fuffa in attesa della giornata di domani, ora vi spiego perché, insomma, però ci sono un paio di aspetti che merita che sottolineiamo su quello che viene raccontato proprio dai giornali. Buongiorno Ferdinando, lo ascolto sempre volentieri, grazie di cuore Romana. Ciao Roby, ben trovato. Nicola, ciao Rossella. Ultime le tristi notizie, dici un po' anche perché secondo te Rossella. Gabriele, buongiorno. Walter, bel fanciullo, speriamo che oggi porti buone notizie. Walter, sei oggi speriamo, ma vediamo un pochino. Buongiorno, ho parlato poco fa con i vigili urbani, sospetta zona rossa tutto Friuli Venezia Giulia da sabato, si decide oggi, non da sabato, in teoria dovrebbe essere da lunedì, ma questo è lo scenario che rischiano un po' tutti. Buongiorno Francesco. Pippo, cos'è questo messaggio con le TV, la stampa che continuano a fare terrorismo mediatico? I tamponi sono fasulli. Vediamo, so che siete tutti in attesa di questa sentenza. Noi speriamo di non fare terrorismo, ma insomma di informare Giuseppe su questo. Ciao Nirvana, ciao Oscar, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Allora, chi c'è ancora qui? Paola. Dunque, ci sono un paio di aspetti che voglio sottolineare, perché appunto, come diceva qualcuno, adesso mi pare Gabriele, in questo messaggio c'è lo scenario molto più probabile che è quello della zona rossa, più o meno in larga Italia, in larga parte dell'Italia da lunedì. Mio elogio a tutti voi, meritatissimi ascolti Ferdi. Ah, Sabri, dopo ne parliamo, hai ragione. Permettimi di dire che però meritereste molto più confronto di reti cui paghiamo il canone rispetto a queste reti, ho capito, perché sempre interrottamente in prima linea. Grazie Sabri di cuore, lei fa riferimento, grazie davvero, in effetti devo cominciare da questo, me ne ero già dimenticato, al record di ascolti di Gruppo Media Nord-Est, il 56% degli ascolti totali delle TV locali a Nord-Est, ma questo non è per incensarci, è per raccontare quello che insieme abbiamo fatto in questo anno per essere presenti, cambiare il palinsesto, farci compagnia, fare la ginnastica insieme, la TV dei bambini, tutto quello che abbiamo fatto insieme in questo anno pazzesco, mentre crollavano le entrate pubblicitarie, perché ora sembra che siccome abbiamo fatto gli ascolti siamo tutti ricchi. Purtroppo è l'opposto rispetto a quello invece che dovrebbe accadere in un mondo normale. Ma siamo in un mondo totalmente stravolto e pazzo, in cui andiamo ancora una volta, peggio dell'anno scorso, verso la zona rossa, perché c'è questa variante maledetta e questo Covid che aumenta, anche se ricordo sempre i criteri li abbiamo abbassati, quindi si va peggio prima, va in condizioni peggiori molto prima. Lunedì si rischia la zona rossa per tutta Italia, più o meno. Nico, ciao, buon lavoro, ciao Anna anche a te. Allora, cominciamo perché sennò poi ci perdiamo e leggiamo ancora gli sms. Mi raccomando, ragazzi, vi dico sempre anche il canale YouTube e quello Telegram, che cresciamo insieme nella nostra rassegna stampa. Allora, il Gazzettino dice Veneti vaccinati entro settembre, ogni volta abbiamo detto entro giugno tutti quanti, lo dice il ministro Speranza, ora entro settembre tutti i Veneti, ora vediamo. L'importante è che se non arrivano queste benedette dosi e non le fanno tutte, è inutile fare grandi previsioni, mi sembra di capire. Per il Corriere, vaccinazioni nelle aziende, quante volte ne abbiamo parlato? 1000 volte, lanciato da più parti, insomma, dagli imprenditori. Torna ancora questo scenario, l'aveva già detto Draghi nel suo discorso, tutti i siti pubblici e privati dove vaccinare. Intanto, mentre discutiamo, siamo tutti pronti, facciamo nelle aziende, facciamo il drive-in, utilizziamo qui il centro congressi a Trieste, cos'era più la stazione marittima, non so quali altri luoghi, la fiera di Udine, intanto siamo pronti, però i vaccini qua non se ne fanno, con il ritmo non solo di 7 su 7 come leggo sui Gazzettino, detto ancora ieri da Florio durante la conferenza stampa di Zaia senza Zaia, vediamo oggi ci sarà il governatore immagino, ma c'è una sua intervista sul Corriere, ne parliamo. Il problema è che li devono fare H24 perché se no non arriviamo a tornare alla normalità per chi lo vuole fare, perché bisogna sempre dire così. Buongiorno, grazie di cuore delle informazioni, buon lavoro Tiziana, Oscar, siete grandi, bravi, un saluto al vostro editore, grazie di cuore, ciao Giorgia. Allora, il Repubblica invece Pasqua chiusi in casa, questa è la scelta che fa Repubblica e che sembra ormai la più calzante e mi sembra di aver già passato chiusi in casa una Pasqua, mi sembra circa un anno fa. Il Piccolo invece parla di balzo di contagio a Trieste e numeri da zona rossa. Perché tutto questo? Perché
il comitato tecnico scientifico, ormai l'abbiamo capito, chiede questa cosa qua. Domani Draghi ferma, perché oggi alcuni giornali scelgono il titolo di un premier Draghi che ferma, calma gli animi del comitato tecnico scientifico. I numeri addirittura sarebbero meno peggio di quelli che erano stati previsti, ma bisogna attendere domani. Riccardi, intervistato poco fa, il vicepresidente del Friuli Giulia, l'assessore alla sanità, ne parleremo stasera a Ring, intervistato dai miei colleghi poco fa, ha detto ancora i numeri non li abbiamo, arrivano di solito a mercoledì sera, comunque li aspettiamo, li comunicheremo a Roma e vediamo domani Roma cosa decide, perché c'è il Consiglio dei Ministri previsto alle 11 con questo scontro più o meno sempre lo stesso tra i Franceschini, Speranza, anche Patuanelli, ho letto il ministro triestino Stefano Patuanelli che è tra i chiusuristi, mentre dall'altra parte c'è, come si chiama, il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, c'è la Gelmini, diciamo il centrodestra che invece è per mantenere queste aperture, addirittura farne qualcuna in più per restare nella normalità mentre si amplia il piano vaccini, che è sempre lo stesso, anche se dicono che cambia ogni volta, ma speriamo che lo facciano davvero, perché siamo un po' in ritardo su alcuni aspetti, quindi gli anziani, le persone immunodepresse, chi ha appunto altre patologie e poi si va avanti con il resto. Sul Corriere che dice Zaia? Sacrifici? All'ultimo sacrificio? Sì, ma lo si faccia soltanto con un reddito, se danno cioè dei soldini alle persone cui chiediamo ancora una volta di fare questo sacrificio. E questo è lo scenario ovviamente che ricostruisce Zaia, che parla di vaccino che funziona, dice il governatore del Veneto. Sui 30.000 ricoverati in casa di riposo avevamo fino a 3.500 contagi, adesso siamo a un centinaio, dice questa è la differenza, lì dove abbiamo vaccinato. E poi dice ancora una volta l'Europa ha fallito sui vaccini, facciamo da soli. Però non spiega in questa intervista cosa vuol dire facciamo da soli, perché il suo facciamo da soli, tentato mi sembra nelle scorse settimane, non è andato a buon fine, cioè l'obiettivo di comprarsi i vaccini tra le macro regioni del nord-est, andarseli a cercare, poi erano delle stoffanti, non lo erano, e intanto le dosi escono dall'Europa perché non si riuscivano a somministrare, le abbiamo vendute altrove, insomma è un po' strano. Leggo 2 sms ancora. Ora il mio sarcasmo, Letta sul Office che ha il partito nel cuore, ma io penso che gli brucia ancora il sederino. Sì, il tema è Enrico, stai sereno. Vaccinare tutti con i numeri produttivi che ci sono oggi servono più di 18 mesi. Ah, ma sicuro, ma anche di più, Nicola. Per quello dobbiamo fare 700.000 vaccinazioni al giorno, almeno. Enrico che dice, vigile, attesa e tachipirina uguale morte. Sì, le cure domiciliari, vero che non ci sono di fatto. Ora il mio caso Letta dice che il partito nel cuore, si dice il suo PD, gli brucia ancora, abbiamo capito, lo Stato e le sue scelte sono la causa dei decessi, va pesantissimo Enrico, per ora ha cambiato poco rispetto a Conte, ne parlavamo anche l'altra sera, e non segue i protocolli salvavita. Qui ancora Gabriele, firmato accordo per arruolare 70.000 odontoiatri, infermieri e farmacisti per fare i vaccini. Questo è importante anche perché in realtà si va avanti sul fronte appunto del coinvolgimento di altre forze per questa vaccinazione, ma il problema è che è passato da quant'è in carica Draghi? È passato quasi non dico un mese, ma insomma quasi, cioè è la priorità andare avanti con questo schema delle vaccinazioni. Intanto c'è questa storia dell'imprenditore, mi pare raccontata dal Gazzettino di oggi, dei TOS, che il vaccino, e questo ne avevamo parlato tante volte, se lo va a fare in Serbia, perché questo l'avevamo detto anche più volte nei mesi scorsi, là vanno come delle macchine, hanno 8 milioni, 9 milioni di residenti e di abitanti anche loro, per carità, però insomma se lo va a fare in Serbia, gli immunizzati numero 2 in Europa, ma dopo l'Inghilterra, quindi insomma praticamente i primi. Lui ha già la previsione, questo imprenditore, della data, su 8 milioni di abitanti 1,5 sono già gli immunizzati. Manuel, sei sicuro che la rivolta si avvicina? Perché abbiamo raccontato e fatto vedere la protesta delle palestre là dove loro credevano e speravano ci sarebbe stato molta presenza, molte persone, in realtà erano in pochini a Roma, e delle palestre, la riapertura non se ne parla in questo momento in cui rischiamo tra l'altro di andare in zona rossa, la Pasqua chiusi in casa che ci raccontano. Non è così, oggi protestano le partite IVA, le vedremo nei TG, ne parleremo stasera a Ring, ma insomma non mi pare che, Manuel, questa protesta ci sia
di piazza, perché le dosi che rimangono a fine giornata invece di buttarle non vengono fatte subito a qualcuno che passa per strada? Anna, giustissimo, in teoria c'è la riserva, che è quella, è la persona che può essere chiamata all'ultimo minuto. In teoria molti sono organizzati così, perché se poi pensiamo di dover pure buttare le dosi a fine giornata, un pochino credo ci girino a tutti. A Trieste, in nidi materne e elementari, ci sono molti contagi. Ricordo che a fine febbraio, lo diceva appunto Federica, 1 su 4 dei positivi aveva meno di 19 anni, rischia di essere peggiorato con questa variante. Insomma, in questo mondo strano i sindacati chiedono la chiusura delle scuole, cioè i sindacati chiedono il lockdown. Perché i sindacati in Friuli Venezia Giulia chiedono la chiusura delle scuole? Perché siccome ci sono molti contagi, dicono 5 scuole chiuse a Trieste, 300 bimbi isolati, 90 nell'Isontino, 2 istituti chiusi a Udine, 80 bimbi invece in isolamento in Carnia, parlo in questo caso del Friuli Venezia Giulia, dicono fondamentalmente: allora se dobbiamo chiudere le scuole perché c'è questa emergenza, vacciniamo, e se chiudiamo le scuole dobbiamo fare anche il lockdown perché i papà e le mamme possano stare a casa. È quel caso famoso che abbiamo raccontato l'altro giorno e se ne fregano tutti, mi sembra di capire, che è per esempio legato ai figli dei lavoratori essenziali, cioè i medici, gli anestesisti, gli operatori sociosanitari, chi è in prima linea in questo momento, chi ci serve più di ogni altra cosa per affrontare questa emergenza. I loro figli devono stare in didattica a distanza. Lo ha deciso il governo per un errore cui bisogna porre rimedio prima possibile. Non mi pare lo abbiano fatto fino a questo momento, perché fino al governo Conte era così previsto che potessero andare a scuola, altrimenti si devono prendere i permessi questi lavoratori essenziali per stare a casa con i bimbi, magari, oltre a prendersi una babysitter, per carità. Ma oggi veramente toglierli a quel lavoro per stare a casa con i bambini che non hanno più la deroga per andare a scuola ma devono stare in casa come tutti gli altri, sarebbe assurdo. Che dice Bianca? Sempre peggio vaccinazione o non vaccinazioni. Laura, perché Draghi non si libera del CTS? Il generale Geromella, secondo Ricciardi, in Friuli Venezia Giulia, vaccinazioni dei soggetti fragili in ritardo per mancanza di vaccini mRNA, ma in altre regioni hanno già iniziato. Paola, vacciniamo, ma i vaccini in Europa li esporta. Brava, esattamente. Rossella, che dici? Ovvio, altri bimbi stanno con i nonni, anche questo è vero, altrimenti. Il problema è che il CTS non è formato da virologi, dice ancora Anna. Qui vi ho raccontato, voglio arrivare a 2 casi molto curiosi e parliamo di Casaleggio e del Partito Democratico, ma c'è il caso Valdegamberi e questa sentenza, questo tribunale che archivia una querela della quale vi voglio parlare perché riguarda tutti noi, perché riguarda i social, perché riguarda quello che diciamo, perché l'attenzione che non ci mettiamo per gli insulti, e tra poco ne parliamo, di Letta e di governo, non parliamo di Letta Leotta come cavolo si chiama, ma di Enrico Letta. E sarà molto interessante l'intervista che faremo oggi a Francesco Russo, uno dei più fedelissimi di Enrico Letta, che lo portò, mi pare, quando facemmo l'intervista qui a Trieste, ma insomma lo portò in studio a Tele4, vado a memoria, ma insomma con Francesco Russo, candidato sindaco, ancora non candidato per il centrosinistra a Trieste, insomma uno degli amici di Enrico Letta, che pensa di questo Letta che può diventare numero 1 del Partito Democratico, ma c'ha la strizza, perché c'ha l'opposizione interna. Sapete di cosa è fatta questa opposizione interna e delle correnti che stravincono sempre all'interno del Partito Democratico, anche se non hanno i numeri? Sono dei delegati, quella sorta di parlamentino della direzione del Partito Democratico, sono 774 delegati legati a Zingaretti, insomma diciamo era Zingaretti, 64 con Renzi, 10 con Orfini, 10 con Orfini, che sembra insieme a Bettini, insomma, come si chiama, Goffredo Bettini, quei grandi teorici della barbetta e delle decisioni del Partito Democratico, pesano 10 delegati, hanno spazi nelle interviste, pesano ogni volta che tutto deve pendere dalle loro labbra, hanno 10 delegati. Il dubbio è che fanno i 100 che invece hanno scelto precedentemente la candidatura di Martina, segretario del Partito Democratico, ci fu anche lui, come reggente per un periodo. E che fanno questi 100? Probabilmente l'invito di Del Rio, guarda un po', potrebbero scegliere Deborah Serracchiani, la candidatura dell'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, oggi parlamentare, e un uccellino con una ricostruzione cattiva mi dice lei lo vorrebbe, però sta cercando di capire se vale la pena candidarsi per prendere il 20% in assemblea, cioè
questo sostegno e magari non avere la vittoria, ma questo ovviamente ha l'obiettivo di potersi assicurare una futura candidatura di nuovo al Parlamento e che ora non è assicurata. Queste sono le cattiverie, lato PD, insomma non è detto che sia realmente così o che voglia candidarsi, ma qualcuno spende il suo nome perché oggi bisogna avere una donna alla guida del Partito Democratico. Vabbè, velocissimamente vi racconto il caso di Casaleggio che detta ancora le regole, fa il suo fight club, le Casaleggio rules, quindi quelli dei nudi e puri, duri e puri, come si dice, di una volta, i grillini che oggi non sono più perché sono diventati un'altra cosa, un solo mandato, e i certificati, tutte quelle cose lì che lui dice in questa sorta di regole. E indovinate chi commenta l'obiettivo di Casaleggio, che è quello di piazzare ancora la piattaforma Rousseau da qualcuno, l'abbiamo detto ieri, modello Duna da 100.000 chilometri, e che Maurizio vendeva chiamate ore pasti e gli hanno detto Maurizio dormi magna tranquillo. Ecco, questa piattaforma Rousseau che non vuole nessuno, non vuole più manco il Movimento 5 Stelle, c'è una tale Lombardi che così commenta. Peccato insomma, perché Gianroberto credeva nella politica fatta senza soldi. È un peccato che c'è chi vuole fare business con Rousseau, e lo dice la Lombardi, cioè una grillina, una che usava Rousseau, uno che lo difendeva quando gli altri partiti dicevano che era una cosa assurda, che non andava bene, che era sbagliato. Oggi la Lombardi dice che Casaleggio vuole fare business con Rousseau. Cosa dice Tiziana? Aumentano i contagi in proporzione alle vaccinazioni, nelle scuole hanno cominciato a vaccinare, il corpo insegnante ed è noto dopo vaccinati si può contagiare, indagherei sulla proporzione. Aldo, che dice Aldo? Ciao, buongiorno. Nessuna nuova con il governo Draghi, ci chiudono anche loro, erano capaci anche gli altri, su questo è abbastanza evidente. Cristian, ciao anche a te. Laura, Bettini in primis. Edo, che dice Edo? Ormai non sanno più cosa pigliare, non ne prendono una. Bianca, mitica, questo è importante, il segretario del PD, no la gente che fra un po' avrà soldi da mangiare, ma tante sono in Italia, ho capito, però è un dibattito politico anche questo, parliamo tutti i giorni dei disastri. Debbie è una renziana, qui parla di Serracchiani, siamo sempre là, gira e rigira, Matteo è sempre in mezzo alla minestra e tira i fili del teatrino, così renziana non la vedo la Serracchiani. Il caso Valdegamberi, ve lo racconto rapidamente anche perché siamo già lunghissimi, è stata archiviata dal Tribunale di Roma una querela. Perché questa querela? Inchiesta per minacce e istigazione a delinquere, un post del 2018 del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, Veneto, che dice il prossimo che troverete in foto sarà uno della LAV, e c'era una foto mi pare di non so se un lupo morto, una roba del genere. Questo post brutto, il prossimo che troverete in foto sarà uno della LAV, aveva portato ovviamente ad alcune denunce da parte della Lega Antivivisezione Nazionale, non so che cosa, insomma era una contestazione legata al mondo degli animali. E le motivazioni per cui viene archiviata questa denuncia, questa querela, è così, con questa dicitura. È noto che, guardate, che non la trovate ovunque, è solo sui quotidiani del Veneto questa cosa, è noto che i commenti social, scrive il Tribunale di Roma, i commenti social siano caratterizzati da una più ampia libertà e possono essere valutati con maggiore leggerezza. Cosa vuol dire? Che qui potete scrivere quello che volete, qui potete insultare, qui ci possiamo insultare, qui possiamo fare nomi e cognomi con l'insulto. Cioè, ma secondo voi questo è un mondo normale? Cioè, è ovvio che siamo tutti arrabbiati qui anche un po' sopra le righe, facciamo la nostra rassegna stampa, ci arrabbiamo, però io francamente penso l'opposto di questa cosa qui che dice il Tribunale di Roma, perché altrimenti i social che già controllano se oggi dobbiamo fare un determinato numero di visite o meno, se possiamo avere condivisioni o meno, cioè purtroppo è così, se utilizziamo direttamente lo streaming da qui oppure con un'altra piattaforma come faccio io e quindi meno visibilità, purtroppo questo è il mondo grazie agli algoritmi, ma poi in questi social non possiamo neanche rispondere perché purtroppo se veniamo insultati bisogna valutare con una maggiore leggerezza. Io francamente non sono d'accordo, perché dovremmo rispondere di quello che diciamo sempre e comunque, come facciamo io con le querele, le persone che querelo, perché se insultano devono rispondere di quello che fanno. Vogliamo parlare di Brunetta che vuole anticipare il pensionamento ma solo per i dipendenti pubblici, poveri cristi che hanno lavorato tutta una vita non ne possono lavorare e andare in pensione? C'è ancora
diciamo, lo scenario quota 100, lui si occupa di pubblica amministrazione però, Anna, quindi questo è un po' anche il ricambio. Osaka, cosa intendi, bravo, per questa cosa dei social? Io francamente sono disgustato dagli insulti gratuiti e querelo di solito sempre, ma grazie a Dio sono pochini, però insomma mi auguro che ognuno di noi voglia difendersi. Lara Lugli, torniamo alla pallavolista, il caso Martello, che oggi sul Gazzettino, mi pare, il Gazzettino intervista giustamente quello che era il dirigente della Volley Pordenone, fino a qui non mi sembra avesse parlato, cioè Franco Rossato, allora era presidente nel 2018, 2019, quando è accaduto il caso, e dice: siamo stati ignorati, la nostra versione non l'ha sentita nessuno li ha ascoltati, i profili sono stati chiusi, Facebook, Instagram, non so quale altro, della Volley Pordenone per la rata di insulti subiti in questi giorni. Il contratto racconta l'ex presidente, quello che è dirigente della Volley Pordenone, del caso Lugli, la pallavolista rimasta incinta, citata in giudizio, eccetera, e perché voleva lo stipendio di febbraio che un mese nel quale aveva giocato prima della gravidanza, purtroppo finita male, e dice: il contratto, io faccio fatica a pensare sia andata così, però il contratto lo aveva scritto così lei, dice il dirigente della Volley Pordenone, ex dirigente. Il contratto lo aveva scritto la Lugli, la pallavolista, insieme al suo procuratore, con quelle causali, dice, con quelle penali che prevedevano proprio loro. Mi sembra un po' complicato che ognuno di noi preveda un contratto con tutte queste penali e la società dice: quello che fai va benissimo. Non lo so, vabbè, può essere che lo faccia per Cristiano Ronaldo, per Ibrahimovic, non lo so, però la Lugli, con tutto rispetto, si sarebbe scritta il contratto con tutte le penali. Vabbè. Quando è arrivato il decreto ingiuntivo, dice l'ex dirigente, quindi quello in cui lei chiede: mi pagate lo stipendio di febbraio, quello in cui ho giocato, perché poi a marzo vi ho detto che ero incinta, ma non ho più giocato, e come da contratto previsto viene rescisso immediatamente l'accordo. Quando è arrivato il decreto ingiuntivo, dice Rossato, ci siamo difesi proprio utilizzando quelle clausole. Questo è il racconto che fa lui e dobbiamo crederci. Faccio fatica a pensare, come detto, che sia stato scritto solo da lei. Vogliono costringere l'Italia a chiudere per l'intervento della Troica. Silvia, nemmeno io sono d'accordo con il GIP, anzi le offese sui social sono più pericolose proprio perché effettuati con mezzo della stampa. Raggiungono un numero anche indefinibile di utenti, esattamente perché io querelo sempre. Ha contato lei la statistica fasulla come tutto quanto, la Grecia ha aperto tutto per il turismo internazionale. C'è una cosa che adesso vi racconteremo, forse la domandano oggi Filippo Fois in conferenza stampa a Zaia, che mi ha mandato il presidente di Federalberghi di Belluno, che dice: ragazzi, guardate che in Sicilia la regione ha risposto sì, è interessante l'idea di vaccinare gli operatori turistici, quindi garantirsi una riapertura, un ritorno alla normalità e proteggere anche gli operatori turistici il prima possibile perché si possa ripartire. Al Tribunale di Roma forse è meglio che ripassino un po' di educazione civica, che qua ormai è tutto lecito. Bravo Simone, guarda, veramente ti abbraccio Simone, ma dove andiamo a finire? Però è vero che anche su questo i giudici poi dicono cose differenti un po' dappertutto. Ricordate ragazzi il trap, i rapper di Treviso sono bravi ragazzi, dice l'istruttore di una scuola di Treviso, lavorano in fabbrica, lo fanno per pagarsi i corsi di ballo, è stato da ingenui quello dell'utilizzo delle pistole. Chiudiamo questo caso ridicolo, direi, in questa maniera, e io sono d'accordo con il direttore di questa scuola di danza. Ci vediamo stasera alle 21 su Tele4 con Ring, cominceremo tante interviste, diciamo, molti approfondimenti, anche Marco Zullo, mi sono dimenticato, europarlamentare di quest'area del nord-est, ex grillino, lo avevamo visto, cioè, quello con la barba, sarà ospite nostro stasera perché insomma ha mollato anche lui il Movimento 5 Stelle e bisogna capire come mai al secondo giro in Europarlamento oggi lascia il Movimento 5 Stelle. Ne parleremo, sarà ospite stasera a Ring. Ciao a tutti, ci vediamo sul sito ferdinandoavarino.it e ovviamente a Tele4. Grazie Claudio. Walter, è vero che si dice che Draghi ha avuto una minaccia di morte e si toglierà il reddito di cittadinanza? Non lo so, mi sembra che abbiano rifinanziato invece in larga parte, abbiano intenzione di rifinanziare anche gli aiuti sociali e anche lui abbia riconosciuto come invece abbia aiutato molte famiglie in questo anno terribile. Ciao a tutti, un abbraccio, buona giornata.